Nuovo attacco a una sede della CGIL nel mirino, stavolta la Camera del Lavoro di Agrigento, sulla cui facciata esterna sono comparse scritte ingiuriose. Continua una campagna di odio che ha chiaramente una regia su cui occorre fare luce. Questo la nota della segreteria regionale della CGIL Sicilia. Campagna, aggiunge il sindacato, finalizza con evidenza a disorientare, crea un clima di tensione, colpire le organizzazioni democratiche con chiaro intento destabilizzante. Stamani l'intervista al segretario provinciale di Agrigento, Buscemi. Sono rigurgiti fascisti di qualche nostalgico che evidentemente non comprende il nostro lavoro, non comprende la nostra determinazione. Siamo e saremo sempre accanto ai deboli, ai bisognosi, alla gente meno ambiente. Siamo e saremo sempre a difesa dei valori civici, ai valori dei cittadini. Siamo e saremo sempre a favore della democrazia. Se qualcuno pensa di intimorirci con queste pressioni, cambi bersaglio. La CGIL certamente, dopo oltre un secolo di vita a favore di questi principi e di questi valori democratici, certamente ha gli uomini per continuare su questa strada. Secondo voi c'è sempre la solita regia dietro a questi atti? Non lo so se c'è regia, è difficile poter dire se c'è regia. Certamente ci sono persone che non sono sereni. Ci sono persone che non hanno ancora capito il valore della democrazia, di dire le cose che si pensano senza offendere, senza prevaricare. Non hanno compreso che ci sono stati tanti morti per garantire a noi giovani, alle nuove generazioni, il valore della libertà e della democrazia, e questi certamente devono farsene una ragione. Segretario, lei è già stato ai Carabinieri, ha fatto denuncia, c'è qualche ipotesi su chi potrebbe essere l'autore? Certamente la denuncia c'è, non ho idea perché noi da sempre non è che stiamo cambiando oggi direzione politica, noi da sempre rivendichiamo con orgoglio i nostri valori e le nostre battaglie per la democrazia, per la libertà, per il sostegno ai più bisognosi, e quindi scoprire oggi che anche ad Agrigento c'è qualcuno che fa queste pressioni e queste minacce certamente ci fa riflettere, ma ci dà la forza e la determinazione per continuare come prima, più di prima.